Ma credo che oltre che aumentare, quello che vogliamo è che la vetrina sia anche veneta. È una mostra internazionale straordinaria, porta Venezia e l'Italia nel mondo e noi abbiamo la voglia che anche il Veneto, anche le nostre terre, i nostri, in questo caso registi, possano vedere la luce in Italia e nel mondo. Quindi il nostro aiuto è certamente per questa grande manifestazione, ma con un'ottica molto veneta, che favorisca il nostro territorio. Ma devo dire che quest'anno in particolare siamo soddisfatti perché abbiamo due pellicole favorite anche da contributi regionali che hanno avuto la fortuna, il piacere di avere 3 visioni a luna qua nella mostra del cinema, molto apprezzate, hanno già avuto contatti per poter poi distribuire e credo che due giovani registi, una donna e un uomo, che riescono ad avere questa vetrina, seguono l'esempio di serie dell'anno scorso, quindi in qualche modo c'è continuità, credo che la regione sta crescendo rispetto al ruolo che ha e alla soddisfazione del lavoro che fa. Ma io credo che il tema non sia quanto le idee nuove che giorno per giorno nascono, è capire che se la cultura, se il turismo, se il territorio, se tutto ciò che offriamo sono in qualche modo la miniera da cui attingere per lo sviluppo del Veneto del futuro, credo che Venezia, il cinema, questa mostra non possono che essere in qualche modo un nostro viatico per questo futuro straordinario.